stile tranchant del professor Boncinelli. Prima abbiamo toccato il tema dell'amore romantico, mi pare il caso di toccare altri due argomenti altrettanto scabrosi, la coscienza e l'anima. Cominciamo dalla coscienza? Che cos'è la coscienza in termini neurobiologici? Saperlo. La coscienza sappiamo tutti che cos'è, perché siamo tutti coscienti di essere coscienti, cioè di avere una coscienza di secondo grado. I filosofi hanno parlato addirittura di autocoscienza. I filosofi devono sempre caricare la mano, no? Cioè, la nostra sarebbe un'autocoscienza, intendendo con questo che alcuni animali hanno la coscienza, però noi non lo possiamo sapere, perché l'unico modo che abbiamo per esplorare la coscienza è chiedere al soggetto cosa provi, cosa senti, cosa vivi. Al cane si può chiedere, ma in genere non risponde. Quindi io ho proposto a suo tempo una bipartizione, tripartizione. C'è certamente una consapevolezza, perché anche un cane sa che cosa gli sta succedendo d'intorno, e c'è una strategia. Per esempio, se lui vuole andare in una stanza ma sa che io non voglio, fin tanto che lo guardo non ci va, appena mi giro 4 ci sta via. Quindi come posso negare che anche un cane, una scimmia, una rana non abbiano una consapevolezza? Però non potrò mai saperlo perché non ci posso parlare. Nel caso nostro, avendo un linguaggio, abbiamo una coscienza, diciamo, di secondo grado, diciamo, che io chiamo esplicitabile, condivisa. Esplicitabile perché appunto se ne può parlare, e condivisa perché se io dico bicchiere tutti capite bicchiere, se io dico microfono tutti capite microfono. Che cos'è questa coscienza? Non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno. Fino a 100-150 anni fa eravamo convinti di essere coscienti di tutto quello che ci succedeva dentro. Poi da una parte la psicologia sperimentale, dall'altra la psicanalisi ci hanno chiarito bellamente che non è vero niente. Di tutto quello che ci succede dentro siamo coscienti di volta in volta di una porzione infinitesima. E quindi oggi non c'è il problema dell'inconscio, oggi c'è il problema della coscienza. Io a questo ho dedicato molti scritti, molte delle mie speculazioni. Purtroppo non sono idee che possano essere, almeno per il momento, facilmente messe alla prova degli esperimenti, quindi sono delle speculazioni. E l'anima invece è un problema un po' più serio, dipende cosa intendiamo per anima. Se per anima intendiamo qualcosa che sta nella testa al di fuori del cervello, uno scienziato non può dire altro che non c'è, o perlomeno non c'è nessuna prova che ci sia. In realtà oggi pochi parlano di anima, ma molti parlano di mente, e molta gente pensa che la mente sia qualcosa in più al cervello. Come avete capito fin dalle prime parole che ho pronunciato stasera, io sono di quelli che è convinto che non c'è nulla in più. Nella testa c'è il cervello e il suo funzionamento. Però su questo naturalmente c'è una disparità di opinioni impressionante. Il cervello dovrebbe in qualche modo lavorare per tutelarci, per difenderci, per proteggerci dagli ambienti esterni, giusto? Beh, in genere lo fa. Ecco, però ci sono delle situazioni in cui il cervello si fa beffe di noi, cioè ci trae in inganno. Per esempio quando, e su questo ci sono fiore di esperimenti di psicologia, gruppi di persone, a un gruppo viene detto questo test di matematica è un test in cui eccellono preferenzialmente gli uomini, a un altro gruppo viene detto questo test di matematica è un test in cui le donne di solito fanno cilecca. Bene, i due gruppi di solito performano meglio di quel che accadrebbe se non fossero stati condizionati in questo modo. Ecco, questo mi pare un caso molto interessante in cui il cervello in qualche modo si fa infinocchiare da una frase, da un'affermazione che non gli fa bene, che alla fine nuoce poi alla persona. Perché succede questo? Beh, a noi ci sembra che si faccia infinocchiare. In realtà si fa influenzare dal contesto, e il cervello è fatto per farsi influenzare dal contesto.
perché non c'è questa intelligenza, per l'amor di Dio, questa razionalità della quale andiamo tanto fieri, ma il cervello è aperto ai quattro venti, e tra i quattro venti c'è l'ideologia, c'è la fede, c'è la convinzione, c'è il conformismo. Quanti di noi dicono di essere anticonformisti e mentre lo dicono quello che lo dicono altri centinaia di milioni di esseri umani tutti uguali? Però il nostro cervello non ci imbroglia in questo, ci guida al meglio, secondo lui naturalmente, di quelle che sono le influenze ambientali. E quindi io non le vedrei come inganni, se no quelli per esempio dell'occhio, che se io infilo una matita in un bicchiere d'acqua sembra spezzata, e lo sappiamo che sembra spezzata, sappiamo che non è spezzata, però l'occhio la vede come spezzata. Sono illusioni ottiche in questo caso, sono illusioni cognitive in quest'altro, ma fanno parte della normale fisiologia o della vista o del cervello. 2 giorni fa se n'è andato Lucio Dalla, ahimè, ieri riguardavo un po' così i testi delle sue canzoni, alcuni titoli, e mi è caduto l'occhio sul motore del 2000, una canzone scritta nell'88, che si chiedeva: ma come sarà il motore del 2000? Sarà bello e lucente? Sarà silenzioso? Ecco, siamo nel 2012 e il motore non è ancora così. Allora io vorrei fare quest'ultima domanda al professor Boncinelli, che è un po' una previsione per il futuro, per quel che valgono le previsioni ovviamente. E gli vorrei chiedere, secondo lei, come sarà il cervello del 2100, del 2200? O meglio, come saranno le nostre conoscenze sul cervello? Ma il cervello sarà più o meno lo stesso. Le nostre conoscenze, se dobbiamo giudicare dall'andamento di quello che abbiamo appreso nell'ultimo secolo o addirittura negli ultimi 50 anni, sapremo tantissime cose. Però l'esperienza dimostra che nessuna curva in natura cresce indefinitivamente. A un certo momento c'è un flash, cioè si avvicina ad un plateau. Quindi se devo fare lo scienziato rigoroso, devo dire che crescerà fino a un certo punto, poi la crescita rallenterà. Se devo fare Edoardo Boncinelli come sono, io spero che continui a crescere, perché è troppo divertente imparare sempre cose nuove. Ecco, io non so se questa serata vi ha confuso le idee o vi ha un po' chiarito, vi ha aiutato a mettere qualche punto fisso sul cervello. E secondo me siamo un po' mossi in maniera sinaptica, vorrei dire, ci siamo mossi un po' qui e un po' lì cercando di dissipare le nebbie, però credo che alla fin fine sia stata sicuramente una serata piacevole. Vorrei ringraziare il professor Boncinelli per la pazienza con cui ha risposto alle mie domande e voi ovviamente per essere stati altrettanto pazienti ad ascoltare. A questo punto io però vi inviterei a fare qualche domanda, non prima di aver fatto un applauso. È azzardato pensare al cefalo, penso anche al cefalo di animali inferiori, come a chiamiamolo così in estrema sintesi, un computer proteico che si complica gradatamente per apporti quantitativi fino ad arrivare all'enorme complessità del cervello umano. È azzardato non fare così distinzioni, tutto sia preso per aumenti quantitativi. E poi volevo chiedere ancora, alcune idee, le religioni per esempio, l'evoluzione culturale, che aggancio hanno con questa struttura proteica, se si può parlare di questo? E è possibile poi avvicinare in un certo qual senso il computer, il PC normale, ovviamente a diversi gradi di complessità, a questo sistema computerizzato che potrebbe, se si può chiamarlo, cervello umano? Ma il cervello umano è stato paragonato tante volte al computer. In realtà quando ero giovane si parlava di cervelli elettronici, ora si parla di appunto computer proteici, c'è stato un ribaltamento. C'hanno molto in comune, c'hanno anche molto di diverso.
Tutte e due sono i laboratori di informazione, su questo non c'è dubbio. E che il nostro cervello sia proteico altrettanto non c'è dubbio, anche se non è probabilmente solo proteico. Ci sono le proteine e non ci dimentichiamoci anche l'RNA, che sta diventando un protagonista sempre più importante. È un solo differenza quantitativa? Non so rispondere. Propenderei per dire in buona parte sì, ma non totalmente, perché esistono degli animali che hanno un cervello più grosso del nostro, con un maggior numero di cellule del nostro, che però non fanno le cose che facciamo noi. Quindi secondo me è un problema quantitativo, ma certe volte ci sono stati degli eventi, dei cataclismi, delle strettoie che hanno portato per esempio noi a parlare. Quindi è largamente quantitativo, ma secondo me qualcosa di qualitativo è successo. L'evoluzione culturale non ha cambiato il nostro cervello, o perlomeno non ha cambiato fino a questo momento, è solo la estrinsecazione della enorme potenzialità del nostro cervello.